È martedì 4 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Cominciamo la nostra giornata con la cronaca. Droga ed estorsione, è stato azzerato un gruppo legato al clan Mazzei, 18 gli arresti tra Bronte, Randazzo e Maletto. L'operazione Saracena fa emergere un ruolo di spicco dei vecchi boss della mafia dei Nebrodi. Nelle immagini degli investigatori vi sarebbe documentato tutto: il summit in un casolare di campagna, il momento in cui avviene il passaggio della droga a un corriere, la spartizione dei soldi, il recupero della cocaina all'interno dello sportello di un'autovettura e lo smercio della droga da parte di uno dei sodali. I carabinieri di Catania hanno inferto un duro colpo al clan Mazzei nella ramificazione operante tra Bronte, Maniace e Maletto. 18 le persone arrestate nell'operazione denominata Saracena, condotta dai carabinieri della compagnia di Randazzo e coordinata dalla DDA di Catania. L'indagine partita nel 2020 avrebbe permesso di ricostruire le attività illecite dell'associazione, al cui vertice, sulla base degli indizi esposti dagli inquirenti, risulterebbe esservi Francesco Montagno Bozzone. Eugenio Spitaleri, che avrebbe imposto la propria protezione ad un'azienda attiva nel commercio delle fragole, avrebbe assunto la direzione dell'organizzazione su Bronte e Maletto, Mario Galatirando su Maniace. Inoltre risulterebbe attiva un'altra articolazione del clan tra Adrano e Bronte, diretta da Cristian Lo Scicero. 200 i carabinieri impegnati nel blitz tra la Sicilia e Milano. Le attività investigative avrebbero fatto emergere come il gruppo operasse con particolari cautele per eludere le indagini, utilizzando nomi in codice, evitando di specificare dettagli nei loro incontri e ricorrendo a telefoni occasionali e a SIM intestate a soggetti estranei al sodalizio. Tra le ipotesi di reato anche estorsione a imprenditori del catanese e traffico di droga. Le richieste di denaro sarebbero avvenute con minacce esplicite e violenza verbale. Sequestrati 1 chilo di marijuana, 200 grammi di cocaina e 3.500 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. E partiamo proprio da questa notizia, da questa operazione, Emanuela. Sì, vediamo sulla Gazzetta del Sud, Angelo, i tentacoli, leggiamo, della cosca Mazzei sui comuni catanesi dei Nebrodi, operazione dei carabinieri che hanno arrestato 18 indagati, riflettori su Randazzo, Bronte, Maniace e Maletto. Le ipotesi di reato sono mafia, estorsione, traffico e spaccio di droga. Nella rete Renato Augusta, Calogero Bontempo, Matteo Catalano, Conti Taguali, Alberto Di Lorenzo, Sebastiano Galatirando, Cristian Incognito. Questi sono appunto alcuni dei nomi degli indagati, degli arrestati. E poi andiamo a vedere anche sulla Sicilia di oggi il nuovo DNA della mafia dei Nebrodi. Azzerato un gruppo legato ai Mazzei, l'operazione Saracena, blitz tra Bronte e Randazzo, 18 arresti appunto per droga ed estorsioni. Qui vediamo un'immagine estrapolata dalle telecamere piazzate dai carabinieri del nucleo operativo di Randazzo per seguire appunto gli affari sporchi del clan. E poi lo scenario, vediamo ancora la vecchia strategia del terrore: vi faccio fare la fine dei porci, il ritorno dei Montagno Bozzone con violenze e intimidazioni, ma anche lo smercio di sostanze stupefacenti. Qui vediamo un'altra foto. È uno degli incontri monitorati per la gestione dello spaccio di droga, che è appunto l'affare più redditizio dei clan, proprio la gestione della droga, del commercio di droga. Sono solo parassiti, ha detto il sindaco di Maletto. Appena nel 2019 mi hanno contattato per la messa a posto, li ho denunciati, non mi sono costituito parte civile nel processo contro Montagno Bozzone. Adesso la sanità malata, la procura indaga sui ritardi all'ospedale di Mazara e il caso dell'insegnante che ha atteso 8 mesi l'esito dell'esame istologico disposto dopo l'asportazione di una neoformazione. Vediamo e sentiamo il servizio. Dopo l'esposto presentato alla procura dall'insegnante di Mazara Maria Cristina Gallo, 56 anni, sul ritardo di 8 mesi per avere l'esito di un esame istologico importante disposto dopo la formazione di una neoformazione all'utero, i PM di Marsala, coordinato dal procuratore Fernando Asaro, nei giorni scorsi hanno acquisito le cartelle cliniche all'ospedale a Belaiello, in cui a dicembre del 2023 la signora fu operata. Scopo dell'indagine: accertare l'eventuale nesso di casualità tra il ritardo e l'aggravamento della
della malattia. Il referto, sollecitato più volte anche per via legale e arrivato con incredibile ritardo, ha diagnosticato infatti alla donna un tumore al quarto stadio che nel frattempo ha prodotto metastasi. Intanto l'insegnante, che al momento si sottopone a chemioterapia a Milano, ribadisce che vuole praticare la giustizia per il futuro. Il Ministero della Salute poi ha scritto all'ASP di Trapani per avere chiarimenti sui tempi di lavorazione dei campioni istologici. In attesa di esito ci sarebbero all'ASP di Trapani quasi 3.000 esami e anche su questo aspetto sarebbero in corso accertamenti da parte della Procura. Emanuela, anche questo tema, quello della sanità, oggi ci sarà un incontro tra il presidente Schifani, l'assessore alla sanità e i vertici dell'ASP proprio di Trapani. Vediamo la Gazzetta del Sud ancora e leggiamo: la procura indaga sui ritardi all'ospedale di Mazara, manager convocato a Palermo, adesso rischia il posto. Appunto stiamo parlando dell'ASP di Trapani che è finita in questo scandalo sugli esami istologici, uno scandalo che è partito, come sentivamo, dalla storia, dalla denuncia di una donna, di un insegnante appunto della Trapanese che ha dovuto attendere 8 mesi per poi scoprire di avere un tumore al quarto stadio. Questa donna ha detto: non voglio giustizia, ma voglio praticare la giustizia per il futuro. Lei si sta sottoponendo a chemioterapia, è in cura all'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Ormai il male è stato compiuto, ha continuato: la mia battaglia non è né per rancore né per rabbia, è solo per cambiare le cose. Queste le parole appunto di questa paziente siciliana. Andiamo a vedere altri quotidiani come riportano questa notizia. Vediamo Repubblica Palermo: emergenza sanitaria, Ferti in ritardo, Schifani convoca il manager Croce, appunto il manager dell'ASP di Trapani. La procura di Marsala ha aperto un'inchiesta sull'ASP di Trapani, in bilico appunto il direttore generale. Fratelli d'Italia però lo difende. E ancora vediamo sulla Sicilia. No, questa è la Gazzetta del Sud, scusami Angelo, la prima che abbiamo visto era la Sicilia. Vediamo invece adesso la Gazzetta del Sud: inchiesta sui ritardi per l'esame istologico, l'ASP che finisce nella bufera. Anche qui appunto viene ripresa la storia di Maria Cristina Gallo e le sue parole, la donna che ha denunciato questa situazione in cui purtroppo si trovano tanti pazienti di quest'area appunto siciliana. E adesso siamo invece al futuro della sede di Catania della ST Microelectronics, colosso dei semiconduttori. Lavoratori e sindacati continuano a chiedere al governo un tavolo ministeriale. A Catania cresce l'allarme per il futuro dei lavoratori della ST Microelectronics, colosso dei semiconduttori. Dopo la cassa integrazione per 2.500 persone si parla anche di esodi incentivati. Questo stride però con le annunciate 3.000 assunzioni. Con i suoi oltre 5.000 lavoratori diretti e un indotto che ne coinvolge altre migliaia, la ST è un pilastro dell'economia etnea. Nella sede alla Geotrans il partecipato incontro organizzato dalla FIOM CGIL. Vogliamo che in ogni sede istituzionale venga posto il tema, vogliamo che finalmente questo governo ci convochi, perché abbiamo bisogno di verità e abbiamo bisogno di proteggere ST e il tessuto industriale in Sicilia come in tutto il Paese. La competizione nel settore dei semiconduttori tra Stati Uniti, Cina ed Europa continua senza esclusioni di colpi ed è quindi importante capire quale sarà il futuro della ST a Catania. Noi all'ARS abbiamo richiesto un'audizione 20 giorni fa, un'audizione alla Commissione Attività Produttive. Purtroppo erano assenti l'assessore Tamaio, assessore per la regione siciliana proprio alle attività produttive. Abbiamo chiesto al governatore Schifani di andare a Roma e richiedere questo tavolo perché occorrono risposte. Occorre chiarezza. ST è una di quelle multinazionali che ha goduto di finanziamenti notevoli da parte dell'Unione Europea, ma anche da parte della regione siciliana. Anche l'arcivescovo di Catania nei giorni scorsi ha inviato un messaggio di solidarietà ai lavoratori. Emanuela, l'Etna Valley con questa situazione ST rischia insomma di andare in crisi.
Sì, vediamo qui l'avvertenza, ST, siamo sulla Sicilia, FIOM accusa il governo, si punta alle dismissioni. Ieri l'incontro, come sentivamo, organizzato da FIOM CGIL nella sede di Geotrans, l'SOS del sindacato, vogliamo trasparenza sull'azienda partecipata dallo Stato che ha ricevuto ingenti finanziamenti pubblici. La polemica poi, nessun politico di maggioranza presente, le opposizioni sono sovranisti ma dimenticati gli interessi nazionali. Ieri era, insomma, si chiedeva la presenza appunto dell'assessore alle attività produttive, soprattutto Edi Tamaio. I sindacati hanno detto oggi non c'è nessuno della Lega, partito del ministro Giorgetti, che con il suo ministero ha il 13% di ST, e nemmeno di Fratelli d'Italia, partito del ministro alle imprese Urso. Quindi insomma l'assenza delle istituzioni pesa ulteriormente in questo futuro incerto appunto per gli impianti dell'Etna Valley. E in tema di futuro incerto c'è anche la catastrofe del commercio. Nel 2024 chiuse 61.000 attività in Italia, i negozi fisici scompaiono e danno sempre più spazio alle vendite online, e poi c'è la spietata concorrenza dell'ultra fast fashion, sempre meno sostenibile in termini ecologici e anche ambientali. La Sicilia è la seconda regione d'Italia per le chiusure. Un pacchetto di misure di investimenti per dare sostegno all'economia locale e al tessuto commerciale. Messina mette sul piatto 25 milioni di euro ed una programmazione quadriennale che nelle intenzioni del comune servirà a supportare le attività produttive ed affrontare le sfide economiche attuali. Si tratta di un piano di investimenti appunto di 25 milioni, si va dalla riduzione della tassa rifiuti del 15% per le categorie del commercio e turismo a partire dal 2026, quindi i parcheggi di interscambio gratuiti fino al 2028 per favorire l'accessibilità ai centri commerciali e alle zone turistiche, quindi la riduzione del 50% del suolo pubblico e dei canoni mercatali fino al 2028 per agevolare le attività all'aperto del commercio locale. Infine l'azzeramento del costo del servizio idrico per le attività commerciali e ricettive a partire dal 2026. È un punto di partenza, si parte un po' sottotono, ecco, perché il 2025 riguarderà solo alcune categorie, però ecco, il fatto che poi ci sarà un triennio successivo e si potrà quindi, come dire, pianificare, ha usato questi termini che mi hanno colpito l'amministrazione, pianificare, progettare orizzonti, che sono delle parole a mio avviso nuove e che sono fondamentali proprio per un'amministrazione. L'obiettivo di queste misure è quello sì di stimolare l'economia locale, incentivando le attività produttive e migliorando la qualità dei servizi per cittadini e turisti, ma anche di incentivare la nascita di nuove attività. I settori chiave includono artigianato, agroalimentare, green economy e digitalizzazione, con incentivi specifici appunto per chi decide di tornare ad investire nella città. Questi allora gli aiuti previsti a Messina. Emanuela. Sì, la Gazzetta del Sud parla di piano Marshall per il commercio, presentato il pacchetto appunto per sostenere uno dei settori più strategici dell'economia cittadina che versa in grave crisi. 25 milioni di investimenti in 4 anni per ridurre il peso tributario e le spese di molte categorie di esercenti. Acqua gratis e riduzione della Tari dal 2026, parcheggi liberi, dimezzato da subito il canone per l'occupazione del suolo e quello per gli stalli dei mercati. Questa la ricetta appunto del comune per aiutare e sostenere il comparto appunto del commercio che versa in gravi condizioni ormai da tempo. Fra poco torniamo da te per completare la rassegna stampa regionale. Intanto c'è un'ultima ora. La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha sequestrato oltre 30.000 dosi di prodotti anabolizzanti illegali, anche dei farmaci. L'attività avviata nel 2024 attraverso il controllo del territorio e le analisi di vendita sui social network ha consentito di scoprire l'esistenza di una rete commerciale dedita a rifornire le
palestre e più in generale consumatori all'interno della provincia nissena. Il giro d'affari dell'attività illecita si aggira intorno ai 100.000 euro. E adesso andiamo a completare la rassegna stampa regionale. Ripartiamo dalla prima pagina di Repubblica a Palermo, vediamo le notizie in primo piano. Intanto oggi l'apertura è dedicata alle scuole siciliane che sono a corto di presidi. Al concorso più posti che vincitori. Alla selezione 2000 candidati, soltanto 20 superano le prove finali, ma in palio c'erano 26 assunzioni. Restano esclusi anche i dirigenti che guidano già istituti in altre regioni. In arrivo una raffica di ricorsi. E poi parliamo ancora di studenti, però studenti universitari. Gli studenti di Palermo vanno al cinema, ma non per vedere i film, ma per seguire le lezioni. Si parla anche di trasporti, l'odissea dei treni, crolla il numero dei passeggeri, da 4.000 passeggeri al giorno a un centinaio. Sono i numeri del crollo di viaggiatori nella linea ferroviaria Palermo-Catania dopo la lunga interruzione iniziata a marzo, ricorderai, del 2023 nel tratto tra Bicocca e Dittaino, da domenica scorsa estesa fino a Caltanissetta-Xirbi. Ancora vediamo il caso naturalmente dei referti bloccati, lo troviamo anche in prima pagina, altro manager nel mirino. Andiamo a vedere all'interno con questa notizia, la Sicilia che ha bisogno di presidi ma non si trovano idonei. Al concorso ci sono appunto più posti che vincitori, 2000 candidati, ma solo in 20 hanno superato la prova finale, bocciati anche i dirigenti già di ruolo al nord. E qui vediamo appunto la prova precedente, il concorso a preside che avvenne nel 2011, quindi molti anni fa. E poi l'università che è carente di spazi e in attesa di 1000 posti nelle aule. Le lezioni si tengono al cinema di Brancaccio. Sono 2600 gli studenti distribuiti in 5 sale cinematografiche, lamentele dei pendolari. A proposito di pendolari e di chi viaggia, il crollo dei passeggeri per Catania da 4.000 al giorno a un centinaio, appunto. Questi sono gli effetti della chiusura del tratto da Caltanissetta a Bicocca, ma la situazione rischia di durare addirittura anche oltre il 2029. Qui vediamo appunto il tratto di ferrovia che va da Catenanuova a Bicocca. Questa interruzione ha portato a un drastico calo appunto del traffico ferroviario dei pendolari. Andiamo a vedere ancora altre notizie. Andiamo a vedere la differenziata nel centro storico di Palermo, partita da pochi giorni e spuntano già 50 discariche. Via alla task force contro gli incivili. A 5 giorni dall'avvio del servizio della RAP nella città antica, la raccolta procede a singhiozzo e il calendario non viene rispettato. Insomma, queste immagini parlano abbastanza chiaro ed in maniera esaustiva. Sono circa 1500 unità familiari su 6.000 che non hanno ritirato i bidoni per la raccolta differenziata. Questa mattina la RAP distribuirà i kit in Piazza Vanni all'albergheria, quindi insomma un po' per incentivare, per spronare i cittadini che ancora non hanno intenzione di allinearsi a quello che è il regime di raccolta differenziata nel centro. Andiamo a vedere la prima pagina della Gazzetta del Sud, appunto il nuovo piano per il commercio del comune, ma c'è una notizia di cronaca che vediamo nel taglio centrale che è avvenuta a Barcellona in Spagna, ma riguarda anche la nostra regione perché coinvolti anche degli studenti messinesi. Erano 45, scontro tra pullman, coinvolti 45 appunto studenti di Messina durante la gita del liceo La Farina. Leggiamo paura per questi studenti in gita scolastica in Spagna. Il bus su cui viaggiavano si è scontrato con un pullman di crocieristi a Barcellona. I ragazzi, una quarantina, stanno bene, tranne alcuni che hanno riportato trauma al ginocchio e al setto nasale. Tra i feriti in condizioni critiche la guida del gruppo italiano, un 17enne sul bus dei crocieristi e un passante. Qui vediamo appunto l'immagine
l'immagine della collisione tra questi due mezzi su cui viaggiavano appunto questi ragazzi, anche questi ragazzi siciliani. Andiamo a vedere all'interno altre notizie. C'era una notizia, vediamo se riesco a trovarla, eccola qui, a proposito di siciliani, siamo sempre sulla Gazzetta del Sud. Un siciliano su 3 è in sovrappeso, questo secondo appunto il report dell'Istituto Superiore di Sanità, e l'11,3% ha problemi di obesità. In Italia 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale, 3 in sovrappeso e 1 è obeso, e diciamo che anche i siciliani insomma sono in linea con questo trend non proprio positivo, non è positivo per nulla. Soprattutto ai fini poi della salute, chiaramente. Andiamo a vedere il Giornale di Sicilia, la prima pagina, i forestali in primo piano, subito le assunzioni, la regione rinuncia all'appello contro il TAR, resta valido il concorso per 46 agenti, bloccato per un sospetto conflitto di interessi, il primo in graduatoria figlio del dirigente del corpo. Un parere dell'Avvocatura dello Stato sconsiglia il ricorso al CGA per i vincitori, via a prove psicoattitudinali, test medici e formazione. Se abbiamo ancora il tempo vediamo anche la prima pagina della Sicilia, e allora andiamo a vedere intanto dalle estorsioni alla droga, così la mafia dei Nebrodi torna a farsi pericolosa, notizia che abbiamo già visto all'interno, e poi ancora questa delle navi fantasma russe al largo di Augusta. Adesso la DDA di Catania apre un fascicolo, il sospetto trasbordo clandestino di petrolio, questo è il punto naturalmente su cui si indaga. E poi resa dei conti, vediamo scontro tra regione e magistratura contabile sui posti letto. ASP di Trapani, aperte indagine, Schifani pensa a rimuovere il manager. Vediamo velocissimi anche la prima pagina di Catania con il crollo, la voragine appunto in Piazza del Tricolore, l'erosione muove la voragine, situazione preoccupante ancora oggi, Piazza del Tricolore occupata da curiosi automobilisti che vanno naturalmente a vedere quello che è successo. Vediamo qui in questa foto, le transenne sono spostate di continuo per creare stalli auto nonostante il rischio di crolli, quindi c'è qualcuno che sfida anche un po'. Bisogna fare molta attenzione. Molta attenzione, credo che la zona lì è davvero molto molto pericolosa. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te perché dobbiamo leggere i fatti dall'Italia e dall'estero sui quotidiani nazionali. Adesso invece andiamo a collegarci con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Stamattina andiamo a Siracusa dove c'è il vice questore, il dottore Giovanni Martino. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato, buongiorno. Ascoltavo la rassegna stampa, le notizie dell'incidente in Spagna dei 2 autobus, così come stamattina abbiamo avuto perdita di un carico all'altezza dello svincolo di Enna che ha creato dei problemi, però adesso grazie al cielo siamo riusciti a reperire il transito regolarmente. Questo per dirvi che dobbiamo comunque, e non ci stancheremo mai di dirvelo, adottare prudenza. Ora, una rapida carrellata della situazione della viabilità in questo momento sul compartimento della Sicilia orientale. Abbiamo le ormai croniche code in tangenziale di Catania in direzione Siracusa dovute all'ora di punta, così come anche code registriamo sulla diramazione che tra la tangenziale porta a Catania Centro, dovute anche queste all'ora di punta. Poi vediamo un attimo anche la A18, la Catania Messina, dove notiamo dei rallentamenti tra Ciriale e Giarre per un cantiere in corso. Sulla 19, la Palermo-Catania, permane la chiusura dello svincolo di Enna, per cui l'uscita consigliata è quella di Littaino o di Mulinello, e anche una chiusura sulla rampa di accesso in direzione Catania all'altezza dello svincolo di Caltanissetta. Per quanto riguarda la Catania-Siracusa-Modica,
registriamo la chiusura del viadotto Cassibile, che costringe ad un'immissione in un'unica carreggiata del doppio senso di marcia, con esclusione dei mezzi oltre i 75 quintali, che quindi dovranno necessariamente uscire prima. E ancora, per quanto riguarda le strade statali principali, la 121, la Paternò-Catania, registra code e incoronamenti all'altezza di Mister Bianco. Non solo, dalle ore 22:30 alle ore 6:30 del mattino successivo, sino al 20 di questo mese, sarà chiuso il transito in entrambe le corsie di marcia per lavori strutturali tra Valcorrente e Belpasso. Ancora la 192, quella che da Catania porta ad Enna, che è parallela all'autostrada, registra un lavoro strutturale sul ponte di Taino nella 192, per cui è consigliato uscire allo svincolo di Agira, percorrere l'autostrada ed uscire a Catenanuova, idem anche in senso inverso. Io direi che adesso non abbiamo altre notizie importanti da darvi, raccomandiamo ancora una volta prudenza e a Dogolarina. Buongiorno. Grazie al vice questore Giovanni Martino, con noi dalla Polla Strada, compartimento Sicilia Orientale, stamattina collegato da Siracusa. Buon lavoro per quello che fate ogni giorno per garantire la sicurezza sulle nostre strade, quelle chiaramente di vostra competenza, ma immagino tutti voi impegnati in tutta la Sicilia, in tutta Italia, a dare assistenza e a verificare che ci siano le condizioni di sicurezza. Buon lavoro davvero. Adesso invece andiamo a vedere qual è la situazione della viabilità sulla città di Catania. Le nostre telecamere, una posizionato, lo vedete, al Tondo Gioieni, ci fa vedere come il traffico sia relativamente scorrevole questa mattina, non ci sono grandi ingorghi, almeno a vedere in questo momento la situazione. Dal Tondo Gioieni passiamo invece in via Vincenzo Giuffrida, il traffico in uscita sia in entrata è particolarmente sostenuto, più in entrata a dire la verità che in uscita dalla città. In entrata chiaramente vedete le auto che vengono giù da via Vincenzo Giuffrida, quindi scorrono verso il basso, le auto che vanno in direzione invece viale Mediterraneo per uscire dalla città di Catania sono nettamente di numero inferiore. Ci dobbiamo fermare, c'è la prima sosta della mattinata, fra poco torniamo ai quotidiani con Emanuela Corsi, i fatti nazionali e internazionali dai quotidiani, chiaramente a tiratura nazionale. A fra poco. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, allora andiamo di nuovo da Emanuela con i quotidiani nazionali. Sì Angelo, prima di vedere le prime pagine ti faccio vedere qualche pagina all'interno di diversi quotidiani, perché oggi tutti dedicano un ricordo a Eleonora Giorgi, che si è spenta ieri a 71 anni dopo una malattia che tra l'altro lei ha raccontato, anche ha voluto raccontare al pubblico, al grande pubblico. È stata spesso ospite di varie trasmissioni televisive per lanciare anche dei messaggi positivi, dei messaggi comunque di una donna che non voleva arrendersi di fronte comunque anche a dei responsi drammatici che le avevano dato i medici. E allora andiamo a vedere per esempio sulla Stampa Eleonora Giorgi, stregata dalla vita, l'attrice di tante commedie muore dopo una breve malattia, fino all'ultimo è stata una ragazza anni 70, libera, indipendente, imprevedibile. Qui vediamo alcuni dei suoi film, anche le nozze, quindi anche diciamo momenti della sua vita privata. E poi Carlo Verdone, suo collega ma grande amico, tra l'altro suo partner anche in un film, Borotalco, Quel bacio di Borotalco, il più lungo della storia. Oggi c'è un'intervista appunto al regista e amico di sempre. Speravo tanto che avremmo ancora lavorato assieme. Qui le vediamo appunto negli anni 80 sulla set di Borotalco. E poi vediamo ancora Libero, Eleonora Giorgi, l'attrice che ha sorriso alla malattia, la carriera dagli esordi al David di Donatello, gli amori da Rizzoli a Ciavarro fino allo scrittore De Carlo, i figli, il tumore, un esempio di forza femminile. Anche qui si ripercorre la vita e anche la carriera appunto di Eleonora Giorgi. Vediamo
Ancora l'ultimo quotidiano, Repubblica, che le dedica questa immagine appunto sorridente, gli affetti, il set, il dolore, la ragazza ribelle con il sorriso negli occhi. L'attrice aveva 71 anni, gli esordi con I Maestri del cinema italiano, poi il grande successo con le commedie, nel 2023 in TV l'annuncio appunto delle cure, dicevamo una malattia anche breve. E poi anche qui il ricordo di Verdone, il suo ultimo messaggio, un commiato pieno di amore e luce. E allora andiamo a vedere tutte le prime pagine di oggi con gli altri argomenti. Allora partiamo dal Corriere della Sera, ancora l'Ucraina in primo piano, i rapporti tra Europa, Stati Uniti e soprattutto appunto cosa succederà, quali scenari si configureranno per arrivare ad una pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Trump intanto sospende gli aiuti a Kiev. Il leader degli Stati Uniti attacca Zelensky, questo ragazzo non vuole la pace, diciamo che l'incontro di qualche giorno fa con Zelensky si è trasformato poi in uno scontro, con questa presa poi di posizione anche abbastanza rigida di Trump nei confronti appunto di Zelensky, del presidente ucraino. Poi annuncia imposte sui prodotti agricoli esteri a partire dal 2 di aprile. L'altro tema di oggi sono appunto i dazi che ufficialmente partiranno oggi per alcuni paesi e che poi potrebbero riguardare anche l'Europa. A fondo del presidente appunto anche su nuovi dazi, Meloni che dice no all'invio di soldati ma anche no alle guerre commerciali. E sui dazi ti posso dire che la Cina ha già replicato a Trump, perché adesso va a imporre dei dazi dal 10 al 15% sui i prodotti agroalimentari statunitensi, quindi si è aperta una guerra del commercio di fatto. Sì, quella che tutti volevano scongiurare e che a breve potrebbe riguardare anche l'Europa. E poi una notizia di cronaca ieri, un'auto sulla folla ancora una volta in Germania, torna il terrore, il bilancio è di 2 morti e di diversi feriti. Un tedesco di 40 anni che pare abbia da tempo problemi psichici è piombato con l'auto sulla folla al mercatino di Carnevale di Mannheim. 2 i morti, diversi feriti. Prima di essere arrestato l'uomo si è ferito gravemente con una pistola caricata a salve. E poi un'altra notizia in primo piano che troviamo anche questa su tutti i quotidiani, cioè le condizioni di Papa Francesco che sono nuovamente peggiorate. Il Papa, ore difficili, altri 2 episodi di crisi respiratoria al Gemelli, intervento dei medici per liberare i bronchi. Andiamo a vedere anche la Verità, che con Trump che dice non sopporto più Zelensky, queste le sue parole, non si placa la tensione dopo lo scontro appunto nello studio Ovale. Il presidente ucraino definisce molto lontana la fine della guerra e scatena quello degli Stati Uniti. Non poteva dire cose peggiori, dice Trump, l'America non è disposta a tollerarle a lungo, come ho detto non vuole accordi. L'unità. Trump, anche qui non tollero più Zelensky, l'Europa ha una sola idea, il riarmo. Vediamo anche il manifesto che titola A fondo perduto, forzare il patto di stabilità, usare i fondi russi congelati all'estero, racimolare i soldi non spesi del PNRR, riformare il mercato dei capitali per la felicità dell'industria bellica. L'Europa accelera sul riarmo per l'Ucraina, mentre Trump rincara la dose e dice all'Europa, avverte, resterete soli. Avvenire una pace riarmata, bozza di documento dell'Unione Europea, ricordiamo i leader si sono incontrati proprio per definire quelle che saranno le linee comuni per affrontare appunto la guerra in Ucraina, soprattutto per arrivare ad una pace. Tregua solo con l'Ucraina protagonista, dice questa bozza di documento appunto europeo, e garanzie di sicurezza. Trump però per ora non toglie gli aiuti
militari a Kiev, intesa poi sui minerali ancora possibile. E questo è il nodo della questione. Però diciamo che Zelensky non ha detto no, anzi dopo questo scontro che c'è stato allo Studio Ovale, però Zelensky ma ha tutto l'interesse chiaramente a non rompere definitivamente diciamo con gli Stati Uniti. La linea più dura la sta tenendo in questo caso Trump. L'Unione Europea pianta paletti per la fine della guerra e progetta di rafforzare le proprie dotazioni. Ancora il resto del Carlino, vediamo Trump che minaccia Zelensky, accordo o salti. Restiamo su questa pagina, vediamo anche altre notizie e allora vediamo in basso il caso di Liliana Resinovic, la donna che è stata trovata senza vita in un bosco a Trieste dopo essere sparita per molto tempo. Si riapre il caso, all'inizio si era parlato di suicidio, ma adesso la procura sta facendo nuove valutazioni. E ancora andiamo al piccolo appunto di Trieste che mette questa notizia in primo piano. Lilli, pista strangolamento, il caso Resinovic, la donna colpita al volto. All'attesa per il documento, le conclusioni degli esperti nella nuova perizia, Frezza, profonda rivalutazione dell'intero procedimento. Queste sono le parole del procuratore facente funzioni appunto Federico Frezza. Non è ancora noto il testo della consulenza depositata da Cattaneo e altri esperti, ma da fonti emerge che i professionisti indicheranno una nuova ipotesi, cioè che la donna è stata colpita al volto e poi è stata strangolata, non soffocata. Lei è stata trovata tra l'altro con un sacco alla testa e quindi adesso è tutto, diciamo, si riapre tutto in questo caso. Vediamo il giornale con in alto, nel taglio alto, l'auto, l'Europa ferma le ecomulte, svolta di Bruxelles, rinvio di 2 anni, esulta il governo che dice è stata ascoltata l'Italia. L'Europa sterza sull'auto, al termine del secondo tavolo strategico sul futuro dell'industria automotive arriva un'importante apertura, i target per la CO2 restano validi ma si è deciso per un rinvio degli obiettivi di 3 anni. Non so se abbiamo ancora il tempo di vedere un'ultima prima pagina. Vediamo un'ultima prima pagina e allora vediamo Repubblica con il Papa nel taglio alto, crisi respiratorie acute. Ore difficili per il Papa, qui vediamo appunto fedeli radunati in piazza San Pietro perché continuano le preghiere per il pontefice. E su questa notizia ti posso dire che il Papa ha dormito tutta la notte, prosegue il riposo. Questo è quanto riferisce la sala stampa della Santa Sede, la notizia chiaramente di pochi minuti fa. Bene, una buona notizia, speriamo naturalmente che ci sia un miglioramento, il miglioramento tanto atteso. E poi scoppia la guerra dei dazi, la Casa Bianca firma tariffe doganali contro Messico e Canada, come annunciato erano i primi paesi che sarebbero stati colpiti da questa politica commerciale di Trump, raddoppiate quelle nei confronti della Cina, nel mirino anche i prodotti agroalimentari. Nuovo attacco poi a Zelensky, apertura a Mosca sulle sanzioni. E poi Meloni che interviene e dice: dirò a Trump che le barriere non convengono a nessuno. Grazie Emanuela, ci rivediamo e ci ritroviamo più avanti. Intanto adesso ci fermiamo perché andiamo a vedere le previsioni meteo e poi il primo ospite della nostra mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Assaggio di primavera nei prossimi giorni sul nostro territorio. Anticiclone dunque in rinforzo e questo garantirà delle giornate e quindi anche un martedì con prevalenza di sole. E dunque sulla Sicilia alta pressione dominante a garanzia di tempo stabile e asciutto, eccetto della variabilità più nella seconda parte del giorno dove sarà possibile qualche occasionale debole fenomeno, specialmente nelle aree interne. Contesto climatico che si manterrà mite con punte localmente di 17-18 gradi. E dunque non avremo nessun cambiamento nemmeno nella giornata di mercoledì. Contesto anticiclonico sulla Sicilia con sole protagonista, cielo sereno o al più lievemente velato. Sarà ancora possibile qualche locale goccia di pioggia sempre ed esclusivamente nelle aree interne. Temperature massime diurne che saranno ancora piacevoli, punte sempre intorno ai 17-18 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree,
L'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. E allora eccolo il primo ospite della nostra mattinata. Buongiorno a Carmelo De Caudo, che è il segretario generale della CGIL di Catania. Buongiorno. Buongiorno. Comincia una seconda fase, diciamo così, della campagna referendaria? Sì, comincia la seconda fase dopo la raccolta delle firme, dopo che la Corte si è espressa. Ovviamente entriamo nel pieno adesso della campagna elettorale. Noi giorno 7 faremo l'assemblea delle assemblee e di fatto inizia la campagna elettorale per i 5 referendum. Faremo questa assemblea, la faremo a Catania, anzi a Valverde, praticamente sarà fatta con la presenza delle categorie coinvolte, le associazioni, i giovani, l'università. Noi miriamo a coinvolgere, diciamo, tutti i corpi intermedi e quella via maestra che ovviamente è il cartello che ha coadiuvato la raccolta firme qui a Catania e non solo. De Caudo, diciamo che al centro della vostra campagna c'è anche l'importanza, diciamo, di andare a votare, perché sappiamo che il referendum nel nostro paese esiste il referendum soltanto abrogativo e non quello propositivo, e quindi si punta ad abrogare. Poi vediamo nel dettaglio quali sono questi 5 quesiti. Sono 4 sul lavoro e 1 sulla sicurezza, sulla cittadinanza. E l'incognita c'è sempre quando si va a votare per un referendum. L'incognita c'è sempre, soprattutto in un paese come il nostro, dove più del 50% diciamo ormai è demotivato, non va più a votare, tant'è che il nostro slogan è quello che il voto è la nostra rivolta. La vera rivolta è ovviamente la democrazia. La democrazia si esercita votando. Noi in questi mesi che ci rimangono ovviamente sensibilizzeremo la cittadinanza e tutti che andare a votare vuol dire cambiare nell'immediato la condizione di ognuno di noi. Pertanto il nostro slogan è quello di sensibilizzare le persone ad andare a votare, e ovviamente solo attraverso il voto noi riusciamo a cambiare una condizione che per noi, diciamo, allo stato attuale, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, è una condizione che va assolutamente modificata, visto la precarietà che c'è nel nostro paese e soprattutto nella nostra provincia. Allora, i temi sono temi importanti che riguardano il lavoro, la sicurezza, la dignità, sono alcuni dei temi contenuti in questi quesiti referendari. Non c'è ancora una data. Si andrà però a votare, diciamo, entro in primavera, prima dell'estate, entro il 15 di giugno, se non ricordo male, sì. Bisognerà andare a votare per questi referendum. Cerchiamo di affrontarli a uno e cerchiamo di capire quali sono i temi. Il primo dei temi è il reintegro in quelle imprese con più di 15 dipendenti, che impedisce oggi, in questo momento, ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in caso di licenziamento illegittimo di poter essere reintegrati. Questo è, diciamo che c'è una platea piuttosto ampia, 3 milioni e mezzo circa, diciamo, di dipendenti. 3 milioni e mezzo sì, di dipendenti sono toccati da questa norma. È chiaro che abrogare questa legge è chiaro che un fatto di democrazia. È inaccettabile che nella stessa azienda chi è assunto prima del 2017, se viene licenziato per ingiusta causa, può essere reintegrato, e chi invece non può essere reintegrato solo perché è stato assunto dopo il 2015. Pertanto secondo noi non ci può essere un lavoratore di serie A, un lavoratore di serie B. Pertanto è un fatto di democrazia ripristinare questa legge, come è giusto che ovviamente sia, con pari diritti e pari dignità tra i lavoratori. E in tema sempre in qualche modo di tutele, perché l'altro referendum di cui parliamo oggi, e così magari a chi ci segue da casa facciamo capire quali sono i temi di questi referendum, è la tutela di quei lavoratori che operano nelle piccole imprese. Perché?
riguarda in qualche modo quello che è il risarcimento in caso di licenziamento ingiustificato. Fino ad oggi la legge parla di 6 mesi di risarcimento. Sì, fino ad oggi la legge parla di 6 mesi di risarcimento. Andare a votare sì per questo quesito referendario cambierebbe di gran lunga, diciamo, quella norma. Noi chiediamo e diciamo, lo abbiamo sempre chiesto con forza, che il risarcimento deve essere un risarcimento equo in base all'età anagrafica, in base ovviamente agli anni di servizio che il lavoratore ha, e pertanto non può essere solo 6 mesi di risarcimento, e anche in base al nucleo familiare. Queste sono certamente delle indicazioni importanti. E poi in Italia non manca mai la discussione sul precariato, perché ormai da tanti anni il lavoro è sempre, sempre meno sicuro, molto instabile, e allora diciamo che in qualche modo si cerca di evitare quelli che sono i contratti che vengono fatti a tempo, diciamo così. Si cerca di evitare contratti a tempo indeterminato. Noi diciamo no ai contratti a tempo determinato, anche perché ce ne sono una miriade: telelavoro, lavoro parcellizzato, sempre più parcellizzato, lavoro sempre più discontinuo, ma questo noi lo dobbiamo soprattutto ai nostri giovani, che ormai praticamente per loro è diventata la normalità. È chiaro che va riformata quella legge. Troppi contratti a tempo indeterminato è inaccettabile. Se un'azienda ha bisogno di un lavoratore per 12 mesi l'anno, vuol dire che ne ha di bisogno. Pertanto io credo che di tornare al principio che il contratto deve essere contratto a tempo indeterminato è una precondizione di dignità, anche perché il lavoratore, lo siamo stati tutti i lavoratori, lo continuiamo ad essere, non solo garantisce, diciamo, il futuro della famiglia stessa, ma anche la crescita all'interno dell'azienda. Pertanto io credo che di tornare, diciamo, al lavoro al tempo indeterminato è una precondizione fondamentale di stabilità e di serenità per ognuno, diciamo, di noi. E poi c'è il tema della sicurezza, è un tema che è quasi quotidiano. Diciamo che le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro, sul lavoro, sono fondamentali, sono importantissimi, bisogna, diciamo, in qualche modo che si evitano poi i cosiddetti subappalti, no? Perché molte volte in questa filiera si perde poi il filo. Bastatemi questo bisticcio di parole, no? Quando c'è un appalto e c'è poi ci sono una serie di subappalti. È così, perché ne abbiamo parlato più volte anche in questo studio. È chiaro che la sicurezza è fondamentale nei luoghi di lavoro. Noi quello che chiediamo con questo quesito referendario è quello che le aziende appaltanti si assumano la responsabilità, non diano solo e scarichino la responsabilità sulla sicurezza nel luogo di lavoro solo alle aziende alle quali danno in appalto il lavoro, o magari in subappalto il lavoro. Sappiamo benissimo che le aziende, per ridurre il costo dell'appalto, prendono a volte quel lavoro, ovviamente contraendo il costo della sicurezza. Pertanto noi con quel quesito vogliamo dare più sicurezza ai lavoratori, dicendo che ovviamente le aziende che danno in appalto il lavoro sono responsabili in primis qualora avvenga un incidente sul lavoro nel luogo di lavoro. Il quinto referendum non è sul tema del lavoro, però in qualche modo potrebbe anche poi coinvolgere il tema del lavoro, considerato che in Italia manca molta manodopera qualificata. Diciamo, il lavoro manuale come dire, non è, diciamo, apprezzato moltissimo dai giovani, diciamo così. Però questo referendum, il quinto, è quello che invece riguarda l'integrazione e quindi la cittadinanza, accorciare i tempi della cittadinanza, che oggi sono circa 10 anni,
per ottenere la cittadinanza. Con questo referendum si vuole abbassare, dimezzare, diciamo, a 5 il periodo di residenza legale per poter poi avere la cittadinanza italiana. Sì, con questo referendum si accorcia, diciamo, come dire, i tempi di attesa per avere la cittadinanza che ovviamente deve essere data a chi ovviamente non solo lavora, sta qui, ha figli che vanno a scuola, che lavorano e che debbono aspettare praticamente 10 anni di cittadinanza, perché se il proprio genitore non ha la cittadinanza, anche se io nasco in Italia, non ho diritto alla cittadinanza Cioè non c'è lo ius soli, diciamo. Non c'è lo ius soli. Pertanto io credo che anche l'Italia si deve riformare all'Europa, io credo che è un diritto di dignità per quei ovviamente cittadini che si provengono da un altro Stato ma vivono ormai in modo residente qui in Italia. Sono 5 sì? Sono 5 sì. Noi infatti diciamo alla cittadinanza tutta di votare 5 sì ai referendum. Allora, non le chiedo perché, diciamo, il referendum per l'autonomia differenziata è stato, diciamo, cassato, fra virgolette, e quindi non ci sarà un quesito. Non ci sarà un quesito, però non ci fermiamo. Sull'autonomia differenziata non ci fermiamo. Insomma, bisognerà vedere che cosa succede adesso in Parlamento, perché sì, le indicazioni sono quelle di intervenire su alcuni aspetti. Tant'è che, diciamo, quella battaglia che abbiamo fatto ci dà ragione. Ha portato, insomma, ad un pronunciamento che invita il governo a... C'erano dei punti anticostituzionali, come noi, diciamo, abbiamo sottolineato e abbiamo messo in piedi il quesito referendario sull'autonomia contro l'autonomia differenziata. Benissimo, grazie per essere stato con noi questa mattina Carmelo De Caudo, che è il segretario generale della CGIL di Catania. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, allora adesso noi ci fermiamo, un brevissimo stop e poi un altro ospite. Avremo un collegamento, parleremo di WWF, ma parleremo soprattutto di una figura importante per il WWF in Italia. Tutto questo fra pochissimo, restate insieme a noi. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e do il benvenuto e il buongiorno a Pietro Ciulla. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Delegato in Sicilia del WWF Italia. Allora, stamattina siamo insieme sì, per parlare dei temi chiaramente dell'ambiente, della tutela e della cura dell'ambiente che ci circonda, ma anche e soprattutto per ricordare una delle persone, diciamo, anzi, la persona che ha poi reso possibile la presenza del WWF in Italia. Mi riferisco a Fulco Pratesi, che nella notte tra venerdì e sabato ci ha lasciati. Aveva 90 anni, ma ha speso la sua vita proprio per la tutela dell'ambiente, diciamo, un'eredità piuttosto pesante e importante quella che lascia. Sì, un'eredità pesante, importante, ma soprattutto un faro, una guida che ci ha accompagnato appunto fino agli ultimi giorni della sua vita, anche perché fino all'ultimo ha mantenuto anche una lucidità e una capacità di elaborazione, di scrittura veramente encomiabili. Lui ha fondato il WWF in Italia diciamo nel 1966. Il WWF era nato da pochi anni a livello europeo e mondiale e quindi, diciamo, come al solito, come tutti i grandi personaggi di spessore, anche nelle difficoltà iniziali non si è lasciato intimorire, è andato avanti. La sua è stata
Le chiedo scusa, Ciulla, è stata una grande intuizione perché ha capito già nel 66 quelli che sarebbero stati i temi diciamo degli anni futuri. Mi riferisco chiaramente ai cambiamenti climatici, mi riferisco alla tutela dell'ambiente, una intuizione che arriva a metà degli anni 60, quando questi temi erano lontanissimi. Sì, è un'intuizione, anche un coraggio per esporli, perché come lei ben sa, quando diciamo, uno espone problemi che ancora non sono nelle corde, nella sensibilità diciamo, della gente, un poco di tutto l'ambiente, viene fatto oggetto magari anche di derisione, di contestazione, eccetera, eccetera. Lui quindi ha avuto questo acume intellettuale, ma anche una capacità pratica. Infatti quello che lo ha sempre distinto è diciamo, mandare avanti delle idee che allora erano rivoluzionarie, ma dopo trovare i modi di metterle in pratica. Lui è stato il padre della legge sui parchi, lui è stato diciamo, la sua idea e anche la sua capacità di metterla in pratica, quella di comunque, diciamo, oltre alle grandi strategie, incominciamo dal piccolo, cioè incominciamo a bloccare alcune aree del territorio dove mettere in pratica la conservazione della natura, lo sviluppo della biodiversità e quindi tutto il sistema delle oasi, delle aree protette. Il WWF, grazie a lui, ora si ritrova con 100 fra oasi e aree protette, diciamo, di proprietà del WWF stesso, oppure aree in cui il WWF è gestore. No? Sono 27.000 ettari, diciamo, di natura. 27.000 ettari e 100 oasi. Diciamo, il punto chiave è stato quello: già mettiamo in pratica subito quello che vorremmo che fosse un poco più generalizzato, cioè nel senso conserviamo. Infatti il suo motto era conoscere, amare e quindi conservare, cioè la natura, osservarla innanzitutto, conoscerla, spiegarsi perché di questi fenomeni meravigliosi e dopo anche conservarla e metterla in pratica questa conservazione. Io le volevo dire che proprio all'inizio della sua avventura aveva poche risorse economiche a disposizione, proprio facendo riferimento a quello che il modello Oasi acquistò addirittura i diritti di caccia della laguna di Burano, e in questo modo nacque proprio il modello Oasi a cui lei faceva prima riferimento. Quindi ha avuto anche il coraggio di osare nella sua lucida follia, mi passi il termine. Sì. Come tutti ben sappiamo, un po', vabbè, diciamo sempre in Italia, ma un po' in tutto il mondo, fino a quando diciamo, ti collochi nel campo delle idee astratte, belle, bellissime, diciamo, ti lasciano fare. Dopo, appena le puoi mettere in pratica, dopo la vengono i dolori, e lui è stato invece in grado di metterle in pratica. Questo è il suo grandissimo pregio e la sua grande intuizione. Un grande riconoscimento per lui nel 2020 all'Università di Palermo gli ha conferito la laurea honoris causa in biodiversità e in biologia ambientale. Sì, anche queste per esempio sono delle materie, la biodiversità, l'idea, per esempio l'intuizione che ha avuto che tutte le paludi, gli acquitrini, diciamo, le aree umide non erano luoghi di malaria, ma luoghi di le nurserie della biodiversità, delle basi elementari della vita. E quindi anche questo, dire queste cose per primo non è per niente semplice. Dopo, nel caso specifico, è stato anche molto presente in tutta Italia e anche in Sicilia. Lo vediamo in alcune foto, nell'inaugurazione di Torre Salsa, l'area protetta di Torre Salsa era sempre presente, ha partecipato a tanti eventi in Sicilia, quindi non si risparmiava assolutamente. Senta, io le volevo chiedere anche a questo punto, prima abbiamo parlato di una eredità pesante, importante, il movimento perde certamente un faro,
perde un punto di riferimento. Ma tutto questo in qualche modo vi dà diciamo, l'input per continuare quelle che sono state e che sono le battaglie proprio di Fulco Pratesi? Senza dubbio, i suoi insegnamenti, le sue battaglie, quello che appunto ci ha lasciato fisicamente e in termini materializzati, ma anche e soprattutto come metodologia, quello che in ogni caso non ci si deve fermare. Viviamo tempi, come tutti ben sappiamo, in cui forse la vittima sacrificale primaria sarà l'ambiente, e lo stiamo vedendo con tutte le politiche internazionali che si stanno verificando in questi giorni, e pare che l'ambiente sia un ostacolo che in ogni caso da bypassare e da superare, e quindi anche qua portare avanti l'idea della conservazione, l'idea che prima di tutto viene l'uomo e la natura e dopo il profitto, non sono cose semplici, e quindi il WWF fortunatamente è un'organizzazione attrezzata per resistere. Il problema è prima tamponare, dopo ripartire, ci siamo quasi arrivati, perché nell'ultima legislazione europea c'erano delle leggi meravigliose che attualmente sono ancora in vigore, la Restoration Law, la tassonomia europea, in cui il Green Deal, tutte queste cose che siamo fortemente preoccupati che qualcuno tenterà di spazzarle via, e quindi il periodo è particolarmente delicato. Grazie allora. Sì, grazie a Pietro Ciulla, che è delegato Sicilia del WWF Italia. Buon lavoro, perché c'è tanto lavoro da fare, avete tanto lavoro da fare. Grazie. Non si finisce mai, grazie a voi. Una buona giornata per essere stato con noi. Altra sosta, poi andremo a Siracusa, ma scopriremo di cosa parleremo fra non molto, in collegamento con il nostro Francesco Aloi. Allora, eccoci di nuovo insieme. Buongiorno Sicilia, come anticipato. Adesso andiamo da Francesco Aloi. Siamo a Siracusa per parlare di un cantiere importante per la città di Siracusa. C'è un gradito ospite insieme a lui. Ve lo faccio presentare direttamente da Francesco Aloi. Buongiorno intanto, Francesco. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Noi siamo allo sbarcadero Santa Lucia con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Siracusa, Enzo Pantano. Buongiorno. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E questa è un'area che si trova alla borgata Santa Lucia, che è il secondo centro storico della città. Alla nostra destra c'è Ortigia, che è l'isola, il primo centro storico di Siracusa, e solitamente qui si parcheggiavano le auto. Era un'area in totale abbandono, possiamo dirlo. Assessore, l'abbiamo documentato più volte nei nostri telegiornali. Adesso invece i lavori sono in corso e entro il prossimo febbraio sarà, ecco, lo state vedendo, una meraviglia, sarà una nuova marina di Siracusa, una passeggiata a lungomare con meno auto in sosta, sì, però con una grande novità, la riqualificazione, giusto Assessore? Sì, una riqualificazione importante di uno dei posti più belli di Siracusa, che si affaccia, come ha detto Francesco, sull'isola di Ortigia, e rappresenta una vittoria verso una visione di una città che mette al centro le persone, l'ambiente e la salute soprattutto. Ecco, sarà una piazza, mentre sentirete rumori in sottofondo, vedete il Bobcat dietro, si sta lavorando continuamente senza sosta. Ci saranno qui appunto le novità, le vedete in queste immagini: alberi, anche prato, panchine che oggi invece non ci sono, e quindi questo potrebbe diventare sicuramente, anzi diventerà un nuovo luogo di ritrovo di Siracusa, giusto? L'obiettivo dell'amministrazione è proprio questo qua, dare una seconda opportunità ai cittadini di poter vivere la città, quei luoghi meravigliosi
che abbiamo nella nostra città appunto è creare opportunità che possono determinare una crescita sociale ed economica per tutti gli avventori che sono qua nella zona. Tutte le concessioni sono state tutte censite e verranno rispettate e verranno un'altra volta messe in esercizio. Il progetto prevede ampi spazi pedonali, delle aree a verde come si vede nel filmato che sta girando. Il tutto è stato concordato ampiamente con la sovrintendenza sia nell'utilizzo e la scelta dei materiali, delle pavimentazioni, sia nella scelta anche delle alberature da andare a piantumare. Una delle cose più importanti di questo progetto è quello che si aprirà un collegamento con Viale Regina Margherita. Ecco, Viale Regina Margherita, lo diciamo per chi non conosce la zona, è il viale che poi spunta al Corso Umberto, quindi il corso che esce da Ortigia, dal Ponte Umbertino. Un nuovo collegamento quindi tra lo sbarcadero e Viale Regina Margherita e indirettamente un nuovo collegamento verso Ortigia, è così? Certo, è chiaro, sì. Infatti questo qua, diciamo che questo qua è potuto essere... si è potuto dare seguito a questo collegamento grazie alla concessione da parte del Demone della Lega Navale Italiana, che ha concesso delle aree per poter far sì che questo collegamento potesse essere realizzato. Un collegamento con Ortigia certamente sia carrabile sia pedonale, e soprattutto mi piace dire che questo progetto comunque fa parte di una visione generale della città, di un progetto più ampio che tende proprio, nei giorni scorsi abbiamo inaugurato il ponte civico pedonale, che siamo poi a pochi metri da qua, da dove siamo in questo momento, e tende proprio a collegare l'isola di Ortigia con la terraferma, con lo sbarcadero Santa Lucia, e una pista ciclabile che attraverso i Mariaretti arriverà a collegarsi con le piste ciclabili di sistema che abbiamo nella vicina via Cato, che è anch'essa oggetto di riqualificazione proprio nei mesi scorsi. Assessore, c'è un fattore che emerge. Angelo, prego. Sì, no, volevo semplicemente evidenziare come sia anche importante in questo, diciamo, progetto la valorizzazione del mare. Valorizzazione del mare che per la città di Siracusa è certamente una risorsa importante. Io credo che sia una risorsa essenziale di Siracusa, perché abbiamo delle coste che sono meravigliose, abbiamo un litorale che ci è invidiato da tutto il mondo, tanto è vero che molti turisti ci vengono a trovare, e spero che questo qua possa sempre migliorare. Quindi un'attrazione in più che offre la città. Assessore, sembra che emerge un fattore, ecco, che l'amministrazione dia molto spazio ai pedoni piuttosto che alle auto. È così oppure è una sensazione errata? Allora, non è una scelta, secondo me è un qualcosa che è necessario fare. Tutte le città europee vanno in questa direzione, non siamo solo noi a farlo. Credo che ormai siamo arrivati in un punto di non ritorno, perché è necessario invertire la cultura del pensare come la mobilità possa essere sostenibile. Ormai ci sono troppe autovetture, la città di Siracusa forse è la città italiana con più autovetture in percentuale, abbiamo circa l'86% di autovetture rispetto alla nostra popolazione, quindi credo che questa non sia più una scelta ma sia un'esigenza. Allora, se da un lato in città questa novità piace, dall'altro c'è un po' chi si lamenta, e sono gli automobilisti che dicono: beh, prima lì parcheggiavamo l'auto per andare a Ortigia, dove posti per le auto non ce n'è, adesso con questa novità ci saranno appena 50 posti auto forse, e quindi dove lasceremo l'auto per andare a Ortigia? Assessore, le giro questa patata bollente, la risposta qual è? L'amministrazione, come ha già detto, sta recuperando 50 posti qua con il Siruolo, altri 25-30 posti li sta recuperando in via Unità d'Italia, che è una via proprio qua limitrofe, e poi sta supportando tutte queste scelte con una implementazione del servizio di trasporto pubblico locale che fino ad oggi, diciamo, che era carente nella nostra città fino a qualche anno fa. Oggi possiamo dire di avere un trasporto pubblico locale efficiente, efficace, puntuale, rispettoso degli utenti che lo utilizzano. Stiamo implementando sempre di più le risorse che vanno in questo senso e supporteremo in particolare questa zona
con del trasporto dedicato, con delle navette che serviranno questa zona dai vari parcheggi che abbiamo all'interno della città di Siracusa e collegheranno questa zona, come altrettanto faremo con l'isola di Ortigia e tutti i punti di interesse storico e culturale che abbiamo nella città. Assessore, le volevo chiedere, ma questa riqualificazione, questo ammodernamento in qualche modo elimina anche quelli che erano dei problemi che si ripetevano e si verificavano spesso? Mi riferisco agli allagamenti di questa particolare area e quindi con questi lavori di migliorie si evitano disagi, tanti disagi. Allora, direttore, io mi occorre precisare che comunque le problematiche che ci sono sul largo Girippo, lei si riferisce sicuramente a questo, largo Girippo, Piazza Euripide e zone limitrofe, sono dei problemi che non si possono risolvere con un intervento a valle come siamo ora in questo momento che siamo a mare. È una problematica che risale a 30, 40, 50 anni fa. Io ricordo che già eravamo così, moltissimi anni fa eravamo sempre in queste condizioni e la realtà è quella che il livello del mare è quasi allo stesso livello di queste piazze. E con questa apertura comunque che stiamo facendo il collegamento che stiamo facendo con Viale Regina Margherita sicuramente aiuterà a mitigare il problema degli allagamenti, perché è stato fatto uno studio del progettista che ringrazio per questo, uno studio per cercare di fare entrare, dare la possibilità di entrare alle acque meteoriche in caso di esondazione, arrivare in questa zona qua e lasciato una parte proprio di banchina lasciata libera proprio per consentire l'accesso al mare, il deflusso al mare delle acque piovane che provengono. Quindi questo qua mi sento di dire che ci sarà sicuramente una mitigazione, ma non è certamente una soluzione definitiva. Lì esiste il canale San Giorgio, perché chiaramente non lo conoscesse, che passa attraverso tutta Piazza Euripide, largo Girippo, attraverso la Regina Margherita e poi arriva qua ai Marinaretti, ma purtroppo sbocca sotto il livello del mare. Infatti se noi ci affacciamo non lo vediamo. Quindi è facile capire che nel momento in cui c'è una tempesta e ci arriva dell'acqua che è consistente e tra altre cose spesso e volentieri qua c'è anche l'alta marea o la mareggiata, quindi tutto questo qua poi non consente un normale deflusso delle acque, non favorisce con rapidità il deflusso delle acque verso il mare. Quindi una vera soluzione non c'è? Una vera soluzione c'è, bisognerebbe fare tutto quello che sono i sottoservizi che si dedicati a questa problematica, ma ripeto sempre comunque di non facile soluzione, perché i livelli non ci consentono non abbiamo grandi alternative, quindi diciamo che la soluzione quella migliore sarebbe quella di fare delle grosse vasche di raccolta con delle pompe di rilancio. Questo è un qualcosa che comunque l'ingegnere idraulico è qualcosa che stiamo dando mandato per cercare di fare uno studio di tutta la zona. Ripeto, con questo intervento comunque qualcosa andremo a mitigare senz'altro. Allora Angelo, io se abbiamo qualche secondo vorrei farti vedere, perché qui al posto dell'asfalto ci sarà questa pietra bianca che vedete ancora imballata. Vorrei che in questa zona sarà così perché è la zona carrabile. Sì, dove siamo noi sì, però sulla destra ci sarà appunto questa pietra bianca. Qui ci sarà un'aiuola, le panchine che vedevate poco fa nel progetto, una passeggiata di 6 metri. Assessore, aggiunga lei, ecco, in breve, abbiamo pochissimi istanti. Prego. Anche il muro che vediamo in questo momento verrà abbassato e verrà trasformato in una seduta, quindi sarà una vera e propria passeggiata lungo il mare dove la sera le famiglie siracusane, non solo, anche i turisti, possono godere di questa meravigliosa vista in assoluta sicurezza. Quindi con la vista sul Porto Piccolo di Siracusa. Nel frattempo qui inizia a piovigginare. E allora noi ti liberiamo, grazie Francesco. Grazie direttore, grazie all'assessore Vincenzo Pantano, assessore comunale ai lavori pubblici di Siracusa, grazie a Francesco Aloi. Ci dobbiamo fermare, ci sono le pillole di Almanacco, torniamo subito dopo, vedo già nei monitor di servizio il nostro Marco Amato e allora fra poco saremo con lui a parlare anche di Oscar, non solo di stelle, in qualche modo c'entrano però, a fra pochissimo.
Oggi 4 marzo si celebra il World Tennis Day, giornata mondiale di promozione e diffusione del tennis e dei suoi valori. È uno sport che fa bene in ogni stagione e a ogni età, ecco perché è nella top 5 delle discipline più praticate al mondo. Ma avete mai sentito parlare di teoria delle stringhe? La teoria delle stringhe è un tentativo di risolvere i più grandi problemi della fisica, per esempio come operi la forza di gravità su scala microscopica. Ipotizza che tutte le particelle siano stringhe oppure corde vibranti a una frequenza diversa e facciano parte di una struttura universale. Nessuno ha ancora escogitato un metodo per mettere alla prova la teoria delle stringhe e per il momento è un sistema matematico che sembra accordarsi col comportamento delle particelle quantistiche. Buongiorno a Marco Amato, buongiorno, ben trovato, buon caffè. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Una tazzina trasparente stamattina per parlare degli Oscar. Sono stati trasparenti questi Oscar? Faccio una metafora, dai. No, trasparente perché come scherzo con Michele le mie tazzine trasparenti sono un nude look ed era un'allusione proprio al tema del film, perché oggi racconto del film che ha sbancato letteralmente alla notte degli Oscar, perché è stato premiato in una maniera epocale. Il film si chiama Anora ed è la storia appunto di una spogliarellista che si innamora del figlio di due dignitari russi e c'è tutto un intreccio, una storia d'amore molto particolare che passa dalla commedia al dramma in una maniera assolutamente brillante. Tant'è vero che gli Oscar conseguiti a questo film sono stati ben 3: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura. Il geniale regista è Sean Baker, mentre invece la protagonista, e peraltro riesce a raggiungere un altro record, che è Nikki Madison, è a 25 anni la più giovane a ottenere un Oscar come attrice protagonista. Ottimo il risultato, tra l'altro i rumors dicono che Demi Moore ci è rimasta male, ma l'astrologo dice che Demi Moore è una scorpione, mentre invece Pesce e Ariete sono rispettivamente il regista e la protagonista, quindi le stelle erano totalmente a favore dell'altro lato dello zodiaco, quello Pesce e Ariete, due segni zodiacali che stanno vivendo dei momenti carrieristici e nella loro vita personale assolutamente vincenti. I Pesci con un ammasso planetario importantissimo, Saturno, Nettuno, Sole, Mercurio, Venere, mentre invece l'Ariete è in piena rinascita per altre ragioni zodiacali, e quindi le stelle puntualizzano che l'Oscar è assolutamente meritatissimo. Uno sguardo alle stelle oggi ci rivela che la luna è in Toro, quindi cosa succede allo zodiaco? Ariete, assolutamente impegnati oggi in questioni pratiche e materiali, mentre invece i Toro godono di una luna abbastanza forte, abbastanza solida, che rende grazie a Toro, Vergine e Capricorno i segni di terra, quindi coraggio. Gemelli, una luna un po' pensierosa, un po' emotiva, ma fortemente intuitiva. Oggi i gemelli saranno più furbi del solito. Vi ricordo che i gemelli rappresentano l'intelligenza nello zodiaco. Cancro, la giornata di oggi vede una luna amica, una luna in Toro, una luna potente, forte, solida, quindi assolutamente una luna congeniale per tutto quello che riguarda gli amici e soprattutto le decisioni corali o di gruppo. Leone, una luna oggi di quadratura, una luna che vi rallenta un po', quindi cari Leone attendete ancora un attimo per le vostre ambizioni carrieristiche. Vergine, ottimo trigono della luna che vi sostiene e quindi oggi una buona protezione affettiva. Bilancia, una luna che sicuramente ha smesso la quadratura, quindi che vi riporta il buon umore, maggiori entusiasmi. Bilancia, partite, andate, vi muovete, cercate nuove soluzioni. Scorpione, è una luna d'opposizione per voi oggi, quindi tutto si incentra nel rapporto tra voi e il partner, tra voi e gli altri. Sagittario, una luna un po' troppo distante in gradi per voi, ma che vi ricorda di godere delle piccole cose del quotidiano.
Capricorno, una luna di trigono per voi, solida, importante e forte, quindi bene in termini affettivi e umorali. Acquario, luna di quadratura per voi oggi, forse non tutto andrà come vorreste, ma sicuramente oggi avete voglia di difendere voi stessi e tutelare le vostre emozioni. Pesci, un successo dopo l'altro, una grande centratura grazie a tutti questi pianeti che vi rendono forti. La luna in Toro oggi è particolarmente comunicativa e affettiva. Oggi avete un senso della protezione un po' più spiccato. E detto questo, caro Angelo, auguro una buona giornata a te, un buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani. E adesso andiamo di nuovo ai quotidiani con Emanuela che ci fa tornare agli Oscar. Sì, visto che ne parlava anche Marco, insomma, parliamo di lei, di questa scoperta che ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista. Stiamo parlando di Miki Madison, appunto per il film Anora, 25enne, la vediamo qui in tutta la sua bellezza con la statuetta in mano. Siamo su Repubblica. E chi è Miki Madison? Allora, dai cavalli al set. Dopo piccoli ruoli in film come Scream e Better Things, ha trovato il successo a 19 anni grazie a C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, che ha segnato la sua carriera. Sul palco ha ringraziato la sua famiglia numerosa, la comunità delle donne sex worker che l'ha ispirata. Cresciuta a Los Angeles, ha lasciato l'equitazione per dedicarsi al cinema, ispirata da un'altra attrice giovane, astro nascente di Hollywood, cioè Jennifer Lawrence. Per Anora ha lavorato sul personaggio nei minimi dettagli, quindi trucco, vestiti, unghie e pettinature. Ha imparato il russo e si è allenata duramente poi per le scene di lap dance. E poi lei ha sbaragliato la concorrenza. Ricordiamo la sua competitor principale era Demi Moore, favoritissima per questa statuetta, che ci è rimasta veramente male. Si è vista anche la sua espressione proprio di disappunto e anche insomma certamente sorpresa in negativo, diciamo così. Sì, perché comunque poteva anche coronare quella che è stata una lunga carriera, quella di Demi Moore, appunto questa statuetta. Comunque lei era la sua prima appunto candidatura per il film The Substance ed è stata battuta da Miki Madison. E poi un altro che ci è rimasto malissimo è Timothée Chalamet, sì, altro giovane talentuoso appunto di Hollywood, su cui i registi puntano tantissimo. A 29 anni lui lo vediamo appunto visibilmente deluso in questa foto. Il suo personaggio era Bob Dylan nel film A Complete Unknown. Non ce l'ha fatta, però insomma ancora sono giovani e hanno tanta carriera davanti. Grazie Emanuela. Adesso noi ci salutiamo con un omaggio ad un grande della musica italiana. Mi riferisco a Lucio Dalla. Quella di oggi è una data importante, il 4 marzo nel 1943 Lucio Dalla nasceva, ci ha lasciato però nel 2012, e ci salutiamo con quella che si doveva chiamare in origine Gesù Bambino, una canzone presentata al Festival di Sanremo, che poi però non è stata, diciamo, è stata censurata. A quel tempo diciamo, c'era la censura anche sui testi. Ci fermiamo con Lucio Dalla, l'appuntamento è a domani. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, parlava un'altra lingua però sapeva. E quel giorno li presi a mia madre, sopra un bel prato, lo rapì dolce, prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome, e neppure il paese, mi riconobbe subito, fino dal primo mese.